Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie, tanta la cronaca dalla nostra regione, le notizie e l'attualità che riguardano poi questa ondata di calore che sta mettendo a dura prova i nervi e non solo, perché c'è anche la salute da mettere in conto di tutti gli abitanti del Veneto, compresa ormai anche la montagna veneta sottoposta a una durissima siccità, problemi davvero gravissimi. Addirittura pare che molte malghe, molti alpeggi potrebbero finire anticipatamente e i malghesi e chi gestisce le strutture sta pensando di portare gli animali in pianura o addirittura di chiudere tutto molto prima di San Matteo, che lo ricordiamo a settembre rappresenta la fine della stagione dell'alpeggio. Poi problemi con l'approvvigionamento idrico, problemi con l'economia, problemi con l'aumento dei costi delle materie prime, una situazione politica che definire traballante è un eufemismo, e il Covid che ha rialzato la testa negli ultimi giorni. Adesso sembra un po' essersi calmata anche questa nuova ondata di cui abbiamo parlato di recente. Quindi tantissime le notizie da tutto il Veneto. Le nostre redazioni sono già a lavoro da questa mattina per portarci tutte le ultime notizie, tutte le ultime novità, tutti i servizi, e vediamo, quindi partiamo con la cronaca. Ennesimo incidente stradale dall'esito mortale in Veneto. Una grande passione per la moto e per lo sport. Ha perso la vita nella notte appena trascorsa mentre era in sella alla sua moto Riccardo Ranzato, 32 anni, il prossimo 24 agosto, di Chioggia. Si è scontrato frontalmente contro un furgone del pesce a Sottomarina di Chioggia, all'altezza del ponte est dell'isola dell'Unione. Erano circa le 3:30 del mattino. Sul posto, tra i primi a prestare soccorso, il sindaco Mauro Armelao, che in quel momento si trovava in sopralluogo proprio sul ponte girevole. Ho sentito un botto come se fosse esploso un bancomat, racconta. Ho preso la macchina e mi sono diretto a Sottomarina, dice. Di fronte a lui una scena straziante. Pezzi di moto ovunque, la moto a terra, con una ruota poco distante, e sul marciapiede il corpo privo di vita del centauro. Per lui inutile ogni tentativo di rianimazione. Ora sarà la telecamera posizionata nei pressi del tragico incidente a rivelarne le cause. Ovviamente la nostra redazione veneziana si sta occupando di questo sinistro. Avete visto le prime foto, sono quelle disponibili. Naturalmente se nel corso della nostra informazione arriveranno approfondimenti su questa notizia di cronaca, ve li daremo qui in diretta al Focus TG. Un altro incidente mortale, stavolta avvenuto in Emilia Romagna, è costato la vita a una 63enne di Treviso. Una donna di 63 anni, residente a Treviso, ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale in Val Trebbia, nel Piacentino, zona di cui la vittima era originaria. L'auto a bordo della quale si trovava, seduta sul sedile del passeggero, è scivolata all'indietro, precipitando in una scarpata e ribaltandosi. Per la 63enne non c'è stato nulla da fare. L'amico che era con lei, anche lui trevigiano, è invece rimasto ferito e sotto shock è stato accompagnato all'ospedale. Le generalità della coppia non sono state ancora rese note. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Bobbio intervenuti sul posto. Pare che l'auto sia scivolata all'indietro da spenta, forse durante una manovra in retromarcia. Il conducente non è riuscito a controllarla e la vettura è finita nella scarpata, con conseguenze fatali alla 63enne. L'auto si è schiantata proprio sul suo lato, schiacciandola. Torniamo in Veneto, andiamo in provincia di Vicenza, dove una persona ricercata dalle autorità è stata arrestata. Arsiero, ricercato per un furto aggravato, già condannato a una pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione, ma introvabile. Lui è un serbo di 55 anni. I carabinieri, che lo conoscono bene, non lo vedevano in giro da circa un anno, fino a oggi, quando lo hanno notato mentre si aggirava per le strade del paese. Paletta rossa, stop! I militari lo hanno fermato immediatamente per portarlo in caserma, ma lui ha iniziato a sostenere che c'era uno scambio di persona, di essere estraneo ai fatti, e a supporto di quello che diceva ha presentato documenti stranieri che riportavano un nome diverso.
I carabinieri hanno accertato la situazione e hanno così scoperto che l'uomo aveva regolarmente cambiato il suo nome all'anagrafe serba. La comparazione con le impronte digitali presenti in banca dati lo ha però inchiodato, confermando che si trattava della stessa persona ricercata. Insomma, gli è andata storta ed è stato portato nella casa circondariale di Vicenza, dove sconterà la sua pena. Restiamo in provincia di Vicenza. Sappiamo che ormai quasi quotidianamente diamo notizie, quindi i nostri telegiornali di TG Vicenza, nel Focus TG, delle azioni disposte dal questore Sartori, dal questore Berico, per ridurre al minimo quella che è l'attività criminale, per dare un segnale forte non solo al capoluogo ma anche a tutto il territorio. Ci sono stati controlli interforze. Vediamo com'è andata. Brendola in trincea nella lotta per la sicurezza. L'offensiva viene lanciata dalla questura, che passa al setaccio al centro storico, via Rossi, via Orna, via Revese, oltre ai quartieri e alle frazioni che orbitano attorno al paese. Obiettivo: prevenire e contrastare i reati che destano maggior allarme sociale, aumentando la presenza delle forze di polizia sulle strade dell'Ovest vicentino. Un piccolo esercito di 20 uomini e donne della polizia, dei carabinieri, della polizia locale dei Castelli, supportati dall'unità cinofila delle Fiamme Gialle, entra in azione. Posti di controllo lungo le arterie che conducono nel centro abitato di Brendola. Durante l'operazione sono stati controllati 3 locali, 30 veicoli e 76 persone, di cui 13 straniere e 9 con precedenti penali. Alla fine il questore ha firmato un avviso orale nei confronti di un italiano considerato socialmente pericoloso a causa dei precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. L'impegno della questura nei prossimi giorni continuerà in altri centri del Vicentino per un'estate nel segno della sicurezza. Ora una vicenda che parte da una base di cronaca per parlare di una situazione decisamente più complessa e ovviamente molto più grande, più importante. Un minore viene abbandonato all'autogrill, deve intervenire il comune. Un adolescente è stato abbandonato in autogrill. I nostri, fortunatamente, sono intervenuti subito le forze dell'ordine, il nostro ufficio di assistenza sociale, e hanno permesso a questo bambino di essere recuperato ed essere messo in sicurezza in una comunità. Succede anche questo in A4. È ora che il ragazzino minorenne di età presunta tra i 16 e i 17 anni è al sicuro e sta bene. A parlarne il sindaco di Cessalto. L'episodio sconcertante, seppure non rarissimo, è accaduto qualche settimana fa. Le procedure di identificazione sono in corso. Con ogni probabilità si tratta di un giovane albanese. Difficile capire chi possa averlo lasciato l'autogrill, forse un trafficante di esseri umani che si muove tra Italia ed Est Europa. Molto spesso, non so se questo è il caso, però in passato mi hanno raccontato di veri e propri tassisti che lasciano i bambini alla prima piazzola, vedendo, e noi Cessalto purtroppo siamo una delle prime dalla frontiera, e vedendo poi la sicurezza di una divisa lasciano lì il bambino nella certezza che poi sia lo Stato italiano a doversi farne capo. E a farsene carico nella fattispecie è il comune di ritrovamento, un tema, quello dei minori non accompagnati, da tempo sollevato dalla stessa conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Del resto l'esborso per le casse comunali è considerevole e troppo spesso i rimborsi da parte dello Stato sono molto lenti. Tenere un bambino minorenne non accompagnato in una cooperativa ci costa più di 100 euro al giorno, quindi per un comune cominciano a diventare cifre esorbitanti. Abbiamo dovuto fare delle variazioni di bilancio. Purtroppo ai comuni vengono delegate tantissime funzioni e tanti oneri. Quanto al diretto interessato, vorrebbe cercare un lavoro, ma prima ci sono diverse questioni da risolvere. Lui vuole solo cercare lavoro e cercare una propria dignità. Gli abbiamo spiegato che purtroppo in Italia non è così, che dovrà comunque rimanere in un'azione protetta, quindi in una dimensione protetta almeno fino ai 18 anni, e lo Stato italiano se ne farà capo se non troveremo il modo di riportarlo alla sua famiglia, che è la cosa più naturale e giusta che sia.
Nel frattempo è arrivata una conferma, una serie di conferme da un lancio di agenzia riguardante uno dei servizi che abbiamo visto all'inizio del nostro telegiornale, ovvero quello dell'incidente avvenuto a Bobbio nel Piacentino, dove una donna di 63 anni di Treviso ha perso la vita. Secondo le prime informazioni che arrivano dal Piacentino, pare effettivamente che l'automobile si sia spenta durante una manovra da parte del conducente, che a questo punto non sarebbe più riuscito a tenerla in strada. L'auto si sarebbe poi ribaltata più volte in una scarpata, in un canale, e la donna sarebbe morta sul colpo. Queste sono le informazioni che arrivano, che confermano sostanzialmente quanto detto dalla nostra redazione trevigiana. Poi, come dicevamo anche qui, se arriveranno altre novità ve le daremo nel corso del nostro telegiornale. Adesso però facciamo una brevissima pausa. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca. Come sempre apriamo la nostra informazione con tutte le ultime notizie dal territorio. Abbiamo purtroppo parlato di incidenti dall'esito mortale. Un'altra situazione molto pericolosa in questo periodo è quella degli incendi, e nel Padovano c'è la massima allerta sui Colli Euganei. In questo momento preciso il clima non ci sta sicuramente dando una mano. Le altissime temperature che stiamo vivendo in questi giorni, soprattutto in questo territorio, stiamo parlando di punti di 36-37 gradi, oggi siamo circa sui 37 gradi, stanno incentivando quella che è, diciamo così, il pericolo per quanto riguarda gli incendi. L'allerta è massima sui Colli Euganei. Le alte temperature unite alla siccità che sta colpendo il nostro territorio sono un mix che potrebbe essere pericolosissimo. I colli hanno un territorio che è veramente fragile, perché è un territorio altamente antropizzato, con tantissime persone, tantissime attività, un patrimonio naturale che è inestimabile, penso sia unico all'interno della regione Veneto, sia come morfologia sia come tipologia, e quindi di conseguenza quello che la regione ha fatto negli anni, e vi garantisco che ha fatto tantissimo, perché continua ancora ad oggi ad investire su quelle che sono le attività dei servizi forestali, finanziamenti per quanto riguarda la pulizia, le linee tagliafuoco, la pulizia anche dell'aspetto, diciamo così, boschivo. Anche quest'anno sono stati stanziati circa 500.000 euro all'interno dell'ente Parco Colli proprio per questi lavori. Qualche focolaio si è registrato nelle scorse settimane, tutti eventi circoscritti che sono stati gestiti. La regione mette il comparto dei Colli Euganei tra quelli più a rischio. Massima attenzione da parte dei cittadini, che sono invitati a segnalare subito eventuali roghi. Sicuramente fine settimana è il periodo un po' più problematico, perché c'è un maggior afflusso all'interno dei nostri territori, e soprattutto a volte ci sono dei turisti che non utilizzano le buone prassi dell'utilizzo del nostro territorio. Quindi di conseguenza è sollecitare tutti coloro che vengono nei colli ad utilizzare tutte le prassi migliori possibili ed evitare tutte quelle che possono essere gli inneschi per quanto riguarda l'incendio. Quindi sto parlando della classica sigaretta, il parcheggio della macchina fuori strada dove l'erba non è sfalciata, il problema della marmita che può dare innesco, il divieto assoluto di fare fuochi, perché c'è un divieto assoluto non solo per i residenti ma anche per coloro che frequentano i colli, e quindi di conseguenza, utilizzando queste buone prassi, possiamo evitare gli interventi che si sono susseguiti negli ultime settimane. Restiamo a Padova per un intervento effettuato dai carabinieri, che sono dovuti arrivare per sedare una lite con un uomo che ha picchiato il padre. Stava picchiando brutalmente il padre di 82 anni quando sono intervenuti i carabinieri di San Martino di Lupari e di Cittadella a bloccarlo. È successo a Grantorto nella serata di giovedì. L'uomo, un 45enne del posto, all'arrivo dei sanitari del SUEM 118 si è scagliato contro gli operatori, colpendo il medico con un calcio alle gambe, e infine rivolgeva la sua furia verso i carabinieri. Il 45enne è stato quindi immobilizzato, arrestato e trasportato all'ospedale di Cittadella, dove è stato ricoverato nel reparto psichiatrico. Ora dovrà rispondere dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ancora cronaca, ancora dalla provincia di Padova, materiale pedopornografico nel PC arrestato.
Nel suo computer la polizia postale ha trovato migliaia di immagini e file con minori in atteggiamenti sessuali espliciti. Un uomo residente nella Bassa Padovana è stato arrestato per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico dopo un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Venezia e avviata su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'uomo arrestato aveva un profilo sui social network attraverso il quale conservava immagini e video di sfruttamento sessuale di minori. Durante la perquisizione informatica sono stati rinvenuti oltre 11.000 file ritraenti minori che hanno portato così all'arresto dell'uomo condotto in carcere a Padova. Sono in corso ulteriori indagini da parte della Procura distrettuale per approfondire la vicenda. Vediamo ora la situazione legata ai test rapidi in Veneto con l'inchiesta. Gli elementi emersi dall'indagine di Padova orientano a escludere profili di corruttela o di coinvolgimento di livelli politici sovraordinati nelle decisioni contestate. È la precisazione del procuratore della Repubblica di Padova, Antonino Cappelleri, affidata ad una nota in merito alla vicenda dei tamponi rapidi utilizzati tra la prima e seconda ondata Covid. Nei giorni scorsi il PM Benedetto Maglio Roberti aveva chiesto il rinvio a giudizio per falso in atto pubblico nei confronti dell'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato e del microbiologo Roberto Rigoli, indagato quest'ultimo anche per depistaggio perché avrebbe fornito documentazione fasulla. Gli atti sono stati ora trasmessi dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti di Venezia, che valuterà un eventuale danno erariale. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 12 dicembre. Ritengo di aver operato nello svolgimento della mia attività con il massimo scrupolo e nell'esclusivo interesse della collettività. Confido che già all'udienza preliminare sia possibile chiarire ogni aspetto della vicenda e appurare la correttezza del mio operato, le dichiarazioni di Roberto Rigoli riportate in un lungo comunicato stampa. E invece l'avvocato Alessandro Moscatelli, legale dell'ex DG e Patrizia Simeonato, ad intervenire sulla vicenda. La dottoressa Simeonato respinge con forza le accuse avanzate dalla procura. Emerge già oggi, senza necessità di un processo, come la stessa sia sempre comportata con i soli obiettivi di tutelare la salute pubblica e di preservare gli interessi della pubblica amministrazione. L'inchiesta riaccende il dibattito politico con i consiglieri regionali del Partito Democratico che annunciano che nei prossimi giorni chiederanno tutta la documentazione e l'avvio di un'inchiesta interna per capire cosa sia avvenuto. Il presidente Luca Zaia auspica venga fatta presto chiarezza. Ho il massimo rispetto per il lavoro della magistratura e auspico che faccia chiarezza, ma lo faccia veramente con velocità. Mi permetto solo di dire questo, anche perché non è giusto che ci sia una gogna per le persone coinvolte. Esprimo fra l'altro la mia stima ai due dirigenti, in particolar modo al dottor Rigoli, che conosco da 30 anni. Avrà modo di dimostrare tutto quello che sa di questa vicenda. Ricordo che i tamponi oggetto dello scandalo sono i tamponi usati non solo in Italia ma in tutto il mondo. Allora, prima di passare ad altro argomento, vediamo un video che ci arriva da Bassano, lo vediamo con la regia di Fabio Verini e Alessandro Costacurta. Questa è una festa di laurea, almeno secondo le prime informazioni. Discendono il Brenta con una zattera, passano sotto il ponte con tanto di bandiera veneta. Adesso ne abbiamo un altro, chiedo alla regia di tornare finché carichiamo l'altro video, perché insomma ultimamente succedono molto spesso situazioni di questo genere. A Bassano abbiamo visto solo poche settimane fa un ragazzo cercare di attraversare il Brenta a nuoto e rimanere bloccato su una stilata, e qualcuno invece si diverte sopra il ponte lasciando qualche danno. Sono situazioni di cui sarà bene occuparsi anche con la nostra informazione. I nostri colleghi che sono sul posto ci dicono la gente applaudiva, un momento di grande divertimento, da capire se ci sono stati o meno dei rischi. Comunque delle immagini decisamente inusuali, una zattera che discende il Brenta con 3 ragazzi a bordo. Abbiamo visto che c'erano anche delle canoe e dei kayak che forse servivano di supporto. Poi ovviamente nel telegiornale di questa sera TG Bassano tutti gli approfondimenti, tutti i chiarimenti su questa vicenda. Il tema che ci introduce un po' di gente a bagno nel Brenta è quello del caldo. Sappiamo benissimo cosa sta succedendo in Veneto, temperature altissime, picchi di calore come non si vedevano da un pezzo, soprattutto nella tenuta, ovvero nel fatto che è da molto tempo che le temperature sono alte anche di notte, siccità e drammi anche in montagna. Ma vediamo
subito un servizio da Treviso su questo argomento. Sono ore bollenti a nord-est, l'anticiclone africano Apocalisse 4800 non sta concedendo tregua dalle Dolomiti alla laguna. I termometri, soprattutto quelli delle auto, sono letteralmente impazziti. Queste alcune delle foto inviate da voi telespettatori. Le temperature certificate da ARPAV restano comunque da record. Il rilevamento alle 3 del pomeriggio ha confermato ancora una volta Nervesa della Battaglia sulla pedemontana trevigiana come il comune più caldo del Veneto, 38,5 gradi. Poco sotto Treviso, il capoluogo più torrido, 38,3, oltre 35 gradi a Belluno, 37 a Feltre, quasi 32 ad Auronzo, più ventilata la costa, 33,6 a Venezia. ARPAV ha poi comunicato il superamento della soglia di informazione fissata a 180 microgrammi per metro cubo per l'ozono nella stazione di rilevamento dell'Alta Padovana, che si trova però in territorio di Castelfranco Veneto. 204 il valore raggiunto, da qui le raccomandazioni. È bene che i bambini, donne in gravidanza, anziani, chi svolge attività lavorativa e fisica all'aperto e in particolare i soggetti asmatici e con patologie polmonari e cardiologiche evitino prolungate esposizioni all'aperto. Per il weekend la colonnina di mercurio potrebbe portarsi sui 40 gradi con la Protezione Civile del Veneto che ha prolungato fino a lunedì lo stato di allarme climatico per disagio fisico in tutta la regione. Attivo il numero verde, operativo già da qualche giorno. Temporali di calore sono previsti in montagna, soprattutto nella zona del Cadore. E a proposito di terre alte, Coldiretti conferma l'allarme dei giorni scorsi, i pascoli sono sempre più secchi, il ritorno dall'alpeggio sarà anticipato. Di fatto non c'è più quel bel prati pascoli verdi che permettevano appunto agli animali di poter stare in questa fase estiva nei pascoli. Oltre a presidente Coldiretti Verona, Vantini è anche a capo del consorzio di bonifica Scaligero. L'Adige è sempre più sorvegliato speciale. Noi di fatto preleviamo il 60% di quello che solitamente preleviamo in una stagione normale e stiamo cercando appunto di suddividere la risorsa nel miglior modo possibile in tutto il territorio, anche se non è semplice. Avete sentito dal nostro servizio ieri pomeriggio in alcune zone si era già arrivati a 38 gradi e oltre, arrivano proprio in questo momento le conferme dei valori. Questa è la mappa ufficiale dell'ARPAV che ci dice sostanzialmente che a Zero Branco ieri ci sono stati 39 gradi e 2, quindi sforata anche la quota di 39 gradi, ovviamente è la percepita che fa poi dare un'immagine molto molto diversa, quindi la temperatura percepita, il mix di umidità e temperatura vera e propria supera ampiamente i 40 gradi per l'organismo umano. Di notte se la sono cavati bene a Roncade per quanto riguarda la pianura con 16 gradi e mezzo di minima, nel resto della pianura invece temperature sopra i 20 gradi. Precipitazioni, qualche pioggia comincia a vedersi, abbiamo ricevuto le notizie dai meteorologi che potrebbe cambiare qualcosa. Sappiamo che già stamattina ha iniziato a piovere in alcune zone dolomitiche o ai confini con il Friuli, sempre in montagna. Vedremo che cosa succederà. Certo che 2 gocce non cambieranno la situazione che è drammatica, ma questo lo vediamo subito dopo la nostra pubblicità, perché adesso facciamo una breve pausa. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo messo da parte per un attimo la pagina della cronaca, pronti a riaprirla non appena arriveranno notizie dal territorio, dalle nostre redazioni, e siamo nel bel mezzo della caldissima pagina su questa estate torrida che sta investendo il Veneto. Abbiamo avuto notizia di qualche pioggia sparsa in alcune zone, soprattutto di montagna, però per ora la situazione non è destinata a cambiare, anzi per il fine settimana potrebbe esserci un innalzamento ulteriore delle temperature, tanto che le autorità stanno facendo girare, stanno dando notizia di un cosiddetto vademecum per come gestire il caldo. Li conosciamo, ma come si suol dire repetita iuvant, quindi diamo un'occhiata. Caldo africano e temperature che sfiorano i 40 gradi, scatta l'allarme per il disagio fisico e il vademecum dell'ULSS 8 su come affrontare i picchi di calura.
10 consigli utili che è sempre bene ripetere per evitare i malori, soprattutto nei soggetti più fragili. Dal classico non uscire nelle ore più calde all'importanza dell'idratazione, bere molto, assumere cibi ricchi di acqua, evitare bevande alcoliche, ma anche l'abbigliamento è importante, vestirsi con indumenti chiari e proteggere la testa dal sole diretto con il cappello, evitare di fare sport nelle ore più calde e la raccomandazione riguarda anche gli animali domestici, cui non deve mai mancare acqua fresca. Particolare attenzione va rivolta agli anziani e ai soggetti fragili per patologia, soprattutto se vivono da soli, assicurandosi che abbiano tutto il necessario e garantendo loro le migliori condizioni per affrontare il caldo di questi giorni. Ma le indicazioni, viste le infezioni del periodo, si estendono. È certo che un organismo fragile, un po' più avanti con l'età, già affaticato da questi giorni pesanti di caldo, sicuramente l'infezione da Covid potrebbe aggravare questo stato di affaticamento, quindi raccomandiamo nel caso di uscite in pubblico, di assembramenti, l'uso delle misure di protezione individuali, quindi l'uso della mascherina e il distanziamento e la disinfezione delle mani. E poi, non ultimo, l'attenzione anche alla puntura delle zanzare e dei pappataci, che li vediamo tutti noi, stanno aumentando, complice questo caldo, anche nei nostri giardini, nei nostri ambiti di vita all'aria aperta. L'Ulsotto ricorda inoltre che è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 un numero verde e in caso di necessità è possibile inoltre contattare anche i servizi di continuità assistenziale. Questo per quanto riguarda una gestione comune, una gestione quotidiana e i consigli su quello che si può fare. Ci sono però delle situazioni che vanno prese in modo un po' più delicato, possiamo dire. Ci sono tantissimi anziani che vivono da soli e sono persone che potrebbero andare incontro a grossi problemi, quindi c'è chi si prende cura di loro. Quello in arrivo sarà un fine settimana rovente, le temperature ancora in salita potrebbero sfiorare i 40 gradi, ma percepiti potrebbero essere anche di più, specie in città. La Protezione Civile Veneto nei giorni scorsi ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico. La categoria più a rischio è quella degli anziani, che rimangono spesso soli. La comunità di Sant'Egidio ha stimato che sono circa 206.000 gli anziani in provincia di Padova. Per questo viene lanciato un appello a istituzioni, cittadini e anche commercianti. Se non li vediamo per un giorno, se non vediamo le tapparelle che si alzano, se non si affacciano alla finestra, suoniamoli il campanello, cerchiamoli, non dimentichiamoli, aumentiamo anzi se possibile la rete di prossimità, di protezione e di vicinanza a chi è più anziano. Gli anziani hanno particolarmente patito gli effetti diretti e indiretti di questa pandemia che ancora non ci dà tregua, per cui non dimentichiamoli, stiamo attenti, ricordiamoci di loro. A Padova Sant'Egidio segue centinaia di anziani segnalati dal comune. Il programma Viva gli anziani è pensato proprio per prendersi cura delle persone più fragili che rimangono sole e hanno bisogno di assistenza, in particolare in periodi di grande caldo come quelli che stiamo affrontando. Molte le iniziative in programma. Promuovere degli appuntamenti nei quartieri per la socialità, perché gli anziani non rimangano da soli. Così è ad esempio il gelato sotto le stelle che la sera offriamo in 5 quartieri della città di Padova con cadenza settimanale. Così sono alcuni cosiddetti centri estivi che la mattina nelle ore un po' migliore permettono agli anziani di uscire di casa, di leggere insieme il giornale, di fare una tombola, di giocare a carte. Sembra poco, ma in realtà è moltissimo. Secondo le previsioni di ARPAV, a Padova l'apice del caldo è atteso proprio per il fine settimana. Per le piogge bisognerà ancora attendere qualche giorno, potrebbero arrivare verso martedì o mercoledì. Nel frattempo i consigli per fronteggiare questi giorni torridi sono quelli tradizionali: evitare di uscire nelle ore più calde, bere molto, mangiare frutta e verdura fresca, indossare abiti con tessuti leggeri che lasciano respirare la pelle. Prima di andare in montagna a vedere qual è la situazione, diamo un'occhiata alle mappe aggiornate dell'ARPAV. Questa è una mappa che fa riferimento alle 11 di questa mattina e quindi sarà già sicuramente cambiata, perché è passata un'ora e mezza e con il sole e col caldo che c'è fuori di sicuro i dati non sono più questi, però possiamo vedere che in molte zone si è già sforata la quota di 35 gradi, non è ancora stata toccata, vediamo, non era stata toccata un'ora fa quella di 36, però
a Brendola nel Vicentino 35,8 Teolo 35,5 35 gradi anche a Castelfranco Veneto, 35,9 a Nervesa della Battaglia, come citato giustamente dai nostri colleghi nei servizi sul caldo in provincia di Treviso, quindi una situazione climatica che può solo peggiorare. La raccomandazione anche delle autorità è quella alla massima attenzione nella giornata di oggi e probabilmente anche domani. Adesso saliamo in montagna a vedere cosa sta succedendo, perché la siccità sta rendendo i prati praticamente inutilizzabili per le mandrie in alpeggio, si stanno seccando le pozze, si stanno seccando anche i pozzi, quindi chi fa imprenditoria in montagna, chi tiene alta la bandiera delle maghe dell'alpeggio sta pensando di tornare a valle. Se la pianura piange lacrime bollenti e salate a causa della siccità e del caldo, la montagna non ride di certo. È ormai gravissima l'emergenza dovuta all'assenza di precipitazioni anche nelle malghe e nelle zone in cui è viva la tradizione dell'alpeggio. I pascoli, infatti, sono sempre più secchi e le pozze per abbeverare gli animali si stanno trasformando in pantani inutilizzabili. Lo conferma anche Coldiretti, che sta portando avanti un monitoraggio nelle zone di montagna in cui sono attive malghe e allevamenti d'altura. L'assenza di erba fresca costringe vacche, capre e pecore a spostarsi all'interno dei boschi e a cercare nutrimento durante le ore notturne, quando il controllo da parte degli allevatori è molto difficile. Molte fonti sull'altopiano dei 7 comuni si sono seccate e gli anziani del territorio raccontano che una situazione simile non si vedeva da almeno 60 anni. In molti casi è stata attivata una fornitura d'acqua d'emergenza per dissetare gli animali e per fornire sostentamento alle caseere e alle strutture che operano anche nelle aree più remote del comprensorio. La situazione dei pascoli è critica, anzi ormai irriparabile. La siccità ha colpito veramente duro. Le pozze da beveraggio sono ormai prosciugate o quasi fanghiglia. Ci stiamo salvando portando del fieno per poter dar da mangiare ai nostri animali. Il rischio è di un ritorno a valle forzato e anticipato di diverse settimane, dato che i costi per il trasporto di acqua e fieno necessario per sfamare le mandrie e le greggi sono spesso insostenibili. Abbiamo deciso che andremo a demonticare almeno gli animali produttivi, cioè quelli in latte. Questo ci consentirà di arrivare probabilmente a metà stagione. In alcune aree addirittura si sta procedendo con uno sfalcio anticipato per salvare quel che si può salvare e per raccogliere almeno il 40% del foraggio. Il domino che si è messo in moto potrebbe rivelarsi devastante per il turismo e per la produzione delle meraviglie casearie, per i salumi, per la filiera dell'agroalimentare di un territorio d'eccellenza. Che dire, stagione inaspettata e non avremmo mai pensato di dover far fronte ad una siccità del genere. Questo ci spinge a lavorare e a metterci sempre più energia per una tutela del territorio sempre più oculata. Allora, dopo queste segnalazioni, dopo queste notizie che ci sono arrivate, abbiamo deciso di andare a dare un'occhiata a cosa sta succedendo negli alpeggi. Siamo andati nell'altopiano dei 7 comuni proprio ieri sera per vedere se è vero che queste mandrie escono dall'ombra, escono dal bosco a sera inoltrata, quando ormai non c'è quasi più luce, quando è fresco, e cercano di mangiare quello che possono, perché ormai davvero è più l'erba gialla rinsecchita di quella verde, come si vedeva invece dai nostri servizi a inizio della stagione. Ecco che cosa abbiamo trovato. Scende la sera, l'aria si rinfresca ed è in questo momento che le mandrie escono allo scoperto, escono dall'ombra dei boschi dell'altopiano per cercare qualcosa da mangiare, ma quello che trovano è davvero poco. La siccità sta devastando i pascoli delle montagne venete e questo accade anche in molte zone dell'altopiano dei 7 comuni, dove le mandrie rimangono ben riparate sotto le fronde degli alberi nelle ore più calde ed escono alla ricerca di cibo solo quando scende il sole. Ovviamente anche se escono di sera dall'ombra in cui si sono riparate durante il giorno, le vacche fanno davvero fatica a trovare qualcosa di buono, di veramente nutriente da consumare su questi prati ormai bruciati dal sole. Questo vale per tutto l'altopiano. La situazione è davvero molto complessa, tanto che molti gestori di malghe hanno già avvertito: se non cambia qualcosa dovremo scendere prima della fine della stagione dell'alpeggio.
Dove arrivano gli acquedotti l'emergenza si può combattere riempiendo vasche e piccoli invasi, ma dove l'acqua non c'è diventa davvero costosissimo portarla con i cassoni. Lo stesso discorso vale per il fieno e quando i conti non quadrano più l'unica soluzione è chiudere baracca e tornare a valle. Come potete vedere da quello che succede qui alle mie spalle, ogni filo d'erba, anche se non è più verde, vale la pena di qualche passo, di uno spostamento, di una ricerca da parte di questi animali. Ogni filo d'erba strappato anche ai sassi di un parcheggio vale la pena. E questo è il paradigma dell'alpeggio delle malghe. Una tradizione, un lavoro, un mondo che è indispensabile preservare e che vuole rimanere vivo e vivace, attaccato anche all'ultimo filo d'erba dell'altopiano. Queste erano le immagini dall'altopiano. Se inizierà a cambiare il tempo in modo continuativo, ovvero se arriverà una perturbazione in grado di portare pioggia e di abbassare le temperature per più giorni di fila, allora qualcosa potrebbe cambiare, altrimenti ne abbiamo parlato con i gestori delle malghe proprio questa notte, ieri sera la situazione sarà complicatissima, anche perché tante zone, questo poi vale anche per Montegrappa, per la montagna bellunese, per la Lessina, in certe zone si arriva con l'acquedotto, in altre zone bisogna portare acqua d'emergenza, bisogna portare foraggio, fieno d'emergenza, e sono costi enormi che le singole aziende già spesso risicate dopo tutti questi anni di difficoltà non possono certo sostenere. A questo punto, prima di continuare, di ripartire a parlare di crisi energetica, rincari dell'energia e tutto quello che sta succedendo in Veneto con questo argomento complicatissimo, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nel bel mezzo della torrida pagina su questa ondata di calore che sta investendo la nostra regione e non solo. Legato a doppio filo con il tema del caldo, della siccità, dei consumi, c'è quello dell'energia. Siamo andati a vedere nel Vicentino alcune situazioni che stanno soffrendo. Investire sul domani, costruire futuro. Missione difficile, se non impossibile. Nell'Italia della partitocrazia e della burocrazia, in un paese spaccato dagli egoismi, da visioni miopi e in piena crisi di governo, i cittadini molto concretamente si trovano a dover affrontare una delle più grandi crisi della storia contemporanea. Crisi innanzitutto energetica che colpisce tutti, famiglie, imprese. Il nostro viaggio nel Vicentino inizia da Creazzo, da questa ditta che produce stampi e pezzi in plastica per il settore automotive e packaging. Siamo un'azienda fortemente energivora perché utilizziamo presse di stampaggio che devono fondere la plastica e quindi abbiamo consumi elevati. E sono proprio le aziende come questa ad aver impattato per prime sui costi sempre più insostenibili dell'energia. I costi energetici sono esplosi in modo ingestibile. La prospettiva è drammatica e bollette alla mano, a parità di consumi, basta fare il confronto tra le tariffe di oggi e quelle di un anno fa. Nel mese di luglio la bolletta, considerando gli stessi kilowatt, arriverà a circa 350.000 euro contro i 70 dell'anno scorso. Ingestibile, totalmente ingestibile. Le bollette arrivano al 10 del mese e le aziende hanno 20 giorni per pagarle. Bisogna averli i soldi. Aziende che magari non come noi anticipano già le fatture per il normale flusso di cassa, vuol dire che nel giro di 3-4 mesi sono a terra. Un futuro a tinte fosche perché le aziende stanno perdendo i margini di guadagno, una situazione che si rispecchia in quasi tutti i settori. Il nostro viaggio ci porta in un centro commerciale di Vicenza. Considerate che rispetto all'anno passato abbiamo avuto degli aumenti che sono intorno al 40-50%, quindi molto incisivi. Anche il centro commerciale in questo momento sta ottimizzando i costi. Cerchiamo di accendere gli impianti di condizionamento o le scale mobili o l'illuminazione solo nei momenti in cui è strettamente necessario, sempre rispettando gli standard di comfort e di normativa che sono in vigore. Non solo le attività private, il caro energia sta colpendo anche il settore pubblico, a cominciare dal bilancio dei comuni come quello di Vicenza.
Andiamo verso ormai 3 milioni di maggiori costo di energia che questo comune dovrà sostenere all'interno del proprio bilancio, all'interno delle proprie risorse. I comuni dovranno usare risparmi, avanzi di amministrazione, ma sono risorse destinate nel tempo a essere consumate. Poi dovrà intervenire il governo, sì, ma quale governo? Aspettiamo comunque anche il governo, sarà importante soprattutto nella fase autunnale capire quale sostegno potrà dare, perché è un problema penso di tutta Italia, non solo di Vicenza. Abbiamo visto le bollette sono letteralmente fuori controllo e anche la rateizzazione diventa insomma aleatoria in molti casi, le categorie economiche lanciano un allarme. Le bollette dell'energia elettrica sono aumentate di media per una famiglia padovana di 450 euro. Significa che la bolletta, quella da gennaio a luglio del 2021, era di 158 euro, mentre per il 2022 siamo passati a 614, ovvero appunto 450 euro in più. Lo studio dell'Ascom, letteralmente spaventata dal grido d'allarme che arrivava dai suoi associati. La situazione è peggiore per le piccole aziende, c'è chi è passato da 17 a 65 mila euro, qualche bar da 700 a 3.000. La questione per molti è come pagare. Impossibile saldare tutto con un unico versamento e allora via le richieste di rateizzazione, nella speranza di poter sostenere anche tutte le altre spese aziendali che continuano a correre. E la grande preoccupazione è per il futuro. Le tariffe infatti continuano a salire di mese in mese, gli aumenti sono costanti, quasi esponenziali. Già da maggio a oggi la situazione è ulteriormente peggiorata e per certe attività come la ristorazione non è possibile aumentare i prezzi perché ormai anche i clienti non hanno più soldi da spendere. Stesso problema, allargando la questione, per gli agricoltori. I prodotti aumentano ma le aziende non hanno benefici e il costo dell'energia si riversa su di loro. L'appello dell'Ascom è alla politica che intervenga subito senza perdere nemmeno un giorno. La strada è in salita e commercianti e imprenditori non vedono futuro. Restiamo a Padova, facciamo un passo indietro, torniamo a parlare della siccità e dei canali in secca. La situazione dei canali interni padovani è drammatica. Tra domenica e lunedì potrebbero essere completamente asciutti, un evento senza precedenti nella storia padovana. Per cercare di affrontare questa emergenza si è riunito un tavolo tecnico in prefettura. Stiamo insieme lavorando con tutti gli enti proposti per gestire al meglio questa situazione e farci trovare pronti e a delle condizioni che ormai andranno avanti per tutta l'estate. Quello che abbiamo infatti visto è che per quanto possa arrivare delle piogge con dei temporali potrebbero migliorare temporaneamente la situazione, ma questa rimarrà la situazione fino alla fine dell'estate. Verrà potenziato il servizio di raccolta di pesci morti, già attivo in questi giorni, come vi abbiamo testimoniato nei nostri servizi. La secca colpisce anche il piovego, da cui attinge acqua l'inceneritore, che verrà quasi sicuramente spento se non potrà pescarne. Le condizioni meteo, inoltre, non lasciano sereni. La perdurante siccità durerà fino ad agosto. I temporali previsti non saranno risolutivi del problema. È un'emergenza con cui dovremo convivere ancora per diverse settimane. L'invito è quello quindi di risparmiare il più possibile acqua, utilizzare i repellenti perché l'acqua che oggi è nei canali stagnanti potrebbe portare alla proliferazione di zanzare. Noi facciamo ovviamente la disinfestazione dove e come possiamo, però è importante che tutti insieme contribuiscano a cercare di avere il meno disagi possibili da questa emergenza. È stata citata la proliferazione di zanzare e proprio le zanzare rappresentano un veicolo molto rischioso per la West Nile. Torna di attualità il West Nile, un virus trasmesso dalle zanzare che ogni anno colpisce anche in Veneto. Nel territorio vicentino dell'Ulsoto, ad esempio, quest'anno non si sono ancora registrati casi, ma in passato la sua presenza c'è sempre stata, fatti che si ripetono ormai da alcuni anni. Esiste una sorveglianza con trappole che catturano le zanzare e poi l'istituto zooprofilatico che effettua le analisi. In questi giorni l'attenzione è alta, in particolare nel Basso Vicentino. Nella zona del Basso Vicentino abbiamo riscontrato che le zanzare sono infette, quindi il ciclo può essere innescato e quindi qualche caso ce lo aspettiamo a breve. La prevenzione non è semplice, però ci sono consigli utili che arrivano direttamente dai sanitari, come l'uso dei liquidi repellenti da spalmare sulla pelle e le zanzariere alle finestre di casa. Prevenzione: non esiste vaccino per la West Nile,
bisogna non farsi pungere dalle zanzare. La West Nile è trasmessa dalle zanzare nostrane, le Culex, e quindi quelle che pungono prevalentemente nelle ore notturne. La prevenzione è quella di non esporsi, quindi se è possibile indossare indumenti con poche superfici esposte, quindi le maniche lunghe e i pantaloni lunghi. Coinvolti anche i comuni con un programma di disinfestazione ben preciso che prevede un protocollo ulteriore se vengono identificati casi di West Nile nell'uomo. C'è un programma regolare di disinfestazione che è coordinato dalla Regione e quindi tutti sanno cosa devono fare, compreso il fatto che se noi dovessimo identificare qualche caso umano parte immediatamente una segnalazione tramite l'igiene pubblica, viene segnalato al comune la presenza del caso e quindi si innesca tutto un meccanismo di disinfestazione straordinario. Quindi il tema della siccità, il tema del caldo, il tema ambientale porta tantissime ricadute da quello sanitario a quello economico, abbiamo visto per quanto riguarda le categorie, ma anche le malghe, gli alpeggi, tutta la filiera dell'agroalimentare. L'agricoltura sta chiedendo aiuto ormai da settimane. In molte zone si riduce la possibilità dell'irrigazione, anche quella d'emergenza, perché ormai i corsi d'acqua sono veramente in grande difficoltà. Tutta una serie di temi di cui parliamo quotidianamente nei nostri telegiornali. Adesso parliamo di politica, cambiamo decisamente argomento, insomma c'è grande attesa per quello che succederà da qui al 25 settembre, data delle elezioni. Molti nomi emergeranno, altri finiranno invece nel dimenticatoio. Abbiamo già iniziato a parlare di quello che accadrà con gli esponenti politici, con gli amministratori del territorio. Siamo andati a Vicenza. Il governo ha fatto crack, un cubo di Rubik che non trova più gli incastri politici giusti per completare almeno una sola facciata. Dopo che Mario Draghi, che fu salutato come il salvatore della patria, ha rassegnato le dimissioni al Presidente della Repubblica, si va ad elezioni. La crisi dunque sfocerà nel voto anticipato, con possibili ricadute anche sui comuni. In particolare i timori dei sindaci riguardano le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è preoccupazione naturalmente per le scadenze perentorie del PNRR, che vedrà già a dicembre una verifica da parte del Parlamento e del prossimo governo, e su questo noi continuiamo però a lavorare come amministrazione comunale con i nostri tecnici per la fase progettuale di tutti i progetti che abbiamo in campo. I fondi europei avrebbero dovuto servire a rilanciare l'economia dopo gli anni bui della pandemia e invece ecco una nuova crisi ancora più aspra, ancora più severa, con il caro energia, con la carenza delle materie prime, con la guerra, con la speculazione. Il governo cade proprio mentre affrontiamo le onde alte di una crisi sociale ed economica che i sindaci vivono in prima linea. Sicuramente noi continuiamo a lavorare per dare risposta ai nostri cittadini su tutti gli impegni presi. Un'attenzione particolare naturalmente va al sociale in un momento di difficoltà legato anche ai costi energetici e all'aumento dei prezzi, altrettanto un momento di attenzione particolare va sui lavori e sui lavori edili, in particolare con l'aumento dei prezzi legato alle materie prime. Stiamo cercando di dare risposta a tutti i lavori, continuando in questo percorso appunto di lavoro. Momenti difficili in cui serve stabilità. Per questo Francesco Rucco è uno dei sindaci italiani che avevano sottoscritto una lettera con cui si chiedeva a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi. C'è bisogno di un governo stabile, il Parlamento però è sovrano, in Italia ci sono delle leggi chiare, bisogna ridare un governo stabile a questo Paese perché si possano dare le risposte che i cittadini attendono. Ormai da giorni continuiamo ad approfondire questo importantissimo tema, sentendo la politica, sentendo gli amministratori, sentendo la società civile. Abbiamo parlato anche con tantissimi cittadini, molti di quali non sono contenti di quello che è accaduto e delle prospettive immediate per il futuro. Ne abbiamo parlato anche con i sindacati.
Noi rischiamo uno spread che schizza all'insù, rischiamo tassi di interesse che non saranno più competitivi, quindi le imprese non potranno finanziarsi, rischiamo l'inflazione che va fuori controllo, è già fuori controllo ma deve essere riportata sotto controllo, quindi uno scenario drammatico, scenario da terzo mondo. Io credo che proprio per questo ci debba essere quella responsabilità da parte di tutti. Noi avevamo un appuntamento con il governo il 27 di questo mese per avere delle risposte sulle questioni che avevamo posto ancora a suo tempo, ma anche nell'ultimo incontro fatto il 12 di luglio. E purtroppo questo appuntamento non ci sarà. La preoccupazione espressa dagli imprenditori veneti di fronte alla crisi di governo che si è aperta ieri con le dimissioni del premier Draghi è la stessa condivisa dai sindacati. Uno scenario dalle tinte fosche attende il Paese da qui al voto del 25 settembre. Il segretario generale della CGIL non nasconde la sua amarezza verso la politica. C'è una sorta di atteggiamento infantile da parte della politica, perché rispetto a questa situazione e rispetto alle questioni e ai problemi che dovevano essere affrontati anche sotto l'aspetto economico e non solo, con una pandemia ancora in piedi e con una guerra alle porte, io penso che la politica doveva dimostrare un po' più di capacità di affrontare le cose. Dal collega della CISL un appello proprio rivolto ai politici. La politica, soprattutto che si appresta a una campagna elettorale complicata, deve dare un segnale forte al Paese, alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie, ai pensionati, agli anziani, tutti coloro che hanno bisogno di sostegno. Deve dare un segnale forte di essere capace di governare questa fase delicatissima di transizione. Per Paglini è necessario fare presto. Quello che temiamo è anche una crescita della tensione sociale, proprio perché se non governiamo i fenomeni, i processi, si rischia proprio questo. Quindi c'è bisogno che il governo che nasce sia un governo che dia una risposta forte, di unità del Paese. Anche perché, sottolinea Visentin, c'è una credibilità da riconquistare a livello internazionale. Non mi sembra che l'Italia stia facendo una bella figura in questa fase, per cui anche là, se si parla di affidabilità, a un certo punto diventa anche difficile per chi sta operando anche con operatori stranieri, eccetera, ribadire la propria affidabilità. In chiusura una notizia di carattere nazionale con ricadute importanti per il Veneto per quanto riguarda il meteo, perché il Ministero della Salute ha emanato un bollettino sulle ondate di calore, portando anche Venezia nelle città che domani avranno il bollino rosso. Restano fisse sul bollino rosso invece 16 città di tutta Italia, fra le quali risulta essere anche Verona. Quindi Verona e Venezia da bollino rosso, massima attenzione per quanto riguarda già la giornata di oggi, ma sicuramente quella di domani. Bollino arancione invece per città del centro e sud. Le ondate di calore, fanno sapere dal Ministero, si verificano quando si registrano temperature elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi molto alti di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche, recita una nota del Ministero della Salute, possono rappresentare un rischio appunto per la salute della popolazione. Chiudiamo con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Li vediamo assieme. Ci sono 7.301 nuovi casi che arrivano con i tamponi di ieri, che portano il numero delle persone attualmente positive in Veneto a 100.694. È un numero sostanzialmente in quota, ma pare che si stia vedendo già una discesa di quella che si temeva potesse essere un'ondata estiva. Vedete infatti che sulla colonna di centro ci sono tutti gli ospedali del Veneto. In questo momento ci sono 1.041 persone ricoverate in area non critica, di cui 783 ancora positive, 36 in terapia intensiva, di cui 26 positive. C'è un ingresso di 27 persone in area non critica, invece è sostanzialmente invariato, comunque un bilancio negativo di 4 unità in terapia intensiva. Sono da segnalare purtroppo anche 5 decessi. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Fabio Verini e Alessandro Costacurta per la regia. Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire TG Bassano e TG Vicenza questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e per gli approfondimenti sulla cronaca di giornata, e vi auguriamo un buon pomeriggio.